Buongiorno a tutti, sono Claudia Carchio, sono assegnista di ricerca nell'Università di Bologna e docente a contratto nell'Università di Udine nei corsi di Labor Market Law per la laurea in Economics e di diritto del lavoro per la laurea in scienze infermieristiche. Quest'oggi vorrei fare un focus sul lavoro degli anziani. L'invecchiamento demografico, infatti, è uno dei fattori sociali più rilevanti della nostra epoca, ma al contempo anche uno dei fenomeni più controversi del nostro mercato del lavoro. Stando ai dati dell'Istat, registrati prima della crisi pandemica, cioè nel 2019, nel nostro paese la speranza di vita alla nascita sfiorava gli 81 anni per gli uomini e addirittura gli 85 anni per le donne. Proprio in ragione del costante aumento dell'aspettativa di vita, accompagnato però a un altrettanto regolare calo di natalità, si assiste ad un aumento dello squilibrio demografico. Tant'è vero che l'Italia si colloca al terzo posto nel mondo, dopo il Giappone e la Spagna, nel cosiddetto indice di vecchiaia, e cioè nel rapporto percentuale tra il numero di persone over 65 e il numero dei giovani fino a 14 anni. L'Italia, registrando tale indice nel 2019, vedeva una quota di 179 anziani ogni 100 giovani. È evidente che, quale che sia il contesto lavorativo, l'impatto del cambiamento demografico investe la forza lavoro, perché determina un progressivo aumento dell'età media e quindi delle rilevanti conseguenze sulla composizione tanto quantitativa quanto qualitativa dei prestatori di lavoro. Il tema del lavoro degli anziani si pone quindi con forza al centro delle politiche del lavoro contemporanee per la sua capacità di produrre delle ricadute significative tanto sui sistemi di welfare quanto sulle dinamiche del mercato del lavoro. Si può infatti osservare come in entrambi gli ambiti, mercato del lavoro e sistema di sicurezza, i lavoratori anziani incontrano numerosi ostacoli che limitano le loro opportunità di impiego e di ricollocazione, ma che rendono anche sempre più complessa, più difficile la fase conclusiva del rapporto di lavoro. Se si volge lo sguardo alle politiche di sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità degli anziani, infatti, quindi volgiamo lo sguardo al mercato del lavoro, possiamo osservare che tendenzialmente tali politiche sono rivolte ai soggetti con più di 50 anni, ma esse risultano al contempo spesso orientate a incentivare l'impiego di tali soggetti nell'area dei lavori flessibili. Ciò produce ovviamente il forte rischio che vi sia un effetto di segregazione e di precarietà occupazionale di tipo strutturale. A tal proposito, anche quella che è stata la più recente revisione della normativa dei contratti di lavoro, risalente al decreto legislativo 81 del 2015, segna una differenziazione delle tipologie contrattuali in funzione delle caratteristiche personali dei lavoratori e in particolare considerando la età di questi prestatori di lavoro. Ne sono un esempio i contratti che consentono ai lavoratori anziani, ad esempio, di accedere alle prestazioni di lavoro a tempo determinato in deroga agli ordinari limiti numerici stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche la possibilità per i lavoratori più anziani di essere coinvolti in contratti di lavoro intermittente o di apprendistato professionalizzante. Se passiamo dal mercato del lavoro e guardiamo invece la situazione del sistema della sicurezza sociale, vediamo che la fase di uscita dal mercato del lavoro presenta delle tendenze contraddittorie. Da un lato, infatti, il legislatore, spinto soprattutto dall'esigenza di contenere la spesa pubblica investita nel sistema di welfare, ha imposto una regolamentazione sempre più severa dei trattamenti pensionistici, innalzando l'età del pensionamento e incidendo in senso restrittivo sulla misura dei benefici commisurati alla storia contributiva. Il riferimento va chiaramente alla riforma del sistema pensionistico realizzata nell'anno 2011 ad opera della legge 214. Dall'altro lato, però, le politiche occupazionali si rivelano maggiormente incentrate sul rafforzamento dei livelli occupazionali dei giovani, cui consegue in parallelo il potenziamento degli strumenti di fuoriuscita degli anziani dal mondo del lavoro. Ne deriva che proprio nelle fasi finali del rapporto, coincidenti quindi con l'uscita dal mondo del lavoro, l'anzianità anagrafica assume la sua massima rilevanza, in considerazione di quella sorta di doppio rifiuto cui sono sottoposti i prestatori più maturi. Rifiuto da un lato da parte del mercato del lavoro, perché i lavoratori anziani sono ritenuti, per ragioni soprattutto fisiologiche, non sufficientemente produttivi, inadeguati perché tendenzialmente meno adattabili ai mutamenti organizzativi e tecnologici e quindi sostanzialmente scartati a favore dei lavoratori più giovani. Dall'altra parte si assiste però a un rifiuto
del sistema di previdenza, del sistema previdenziale, perché i lavoratori anziani sono ritenuti troppo costosi. Una volta cessata infatti la loro vita attiva, essi drenano il grosso delle risorse destinate alla spesa previdenziale sotto forma di pensioni, ma anche di assistenza sanitaria, a fronte peraltro di entrate contributive che in linea generale sono in decrescita a causa di vari fattori, quali ad esempio il ritardato ingresso nel mercato del lavoro, la precarietà occupazionale, ma anche gli alti tassi di disoccupazione complessivi. In proposito, va osservato come a partire dagli anni 70 l'età pensionabile è stata correlata principalmente alla perdita presunta della capacità lavorativa e quindi di fatto è stata anticipata per rispondere ad esigenze di politica occupazionale riconducibili principalmente al diffondersi delle tecnologie digitali e alla difficile adattabilità all'aggiornamento tecnologico dei lavoratori più anziani, ma anche ai frequenti processi di riorganizzazione aziendale che hanno determinato il venir meno delle posizioni intermedie occupate proprio da questi lavoratori più maturi e altresì al notevole costo collegato all'anzianità di servizio. Questo obiettivo è stato raggiunto principalmente attraverso 3 misure: le pensioni di anzianità, i prepensionamenti e la mobilità lunga, strumenti tutti però caratterizzati da un elevato costo per le finanze pubbliche. Dall'altra parte si è poi osservato invece in controtendenza che a partire dagli anni 90 vi è stato un fenomeno del tutto opposto che ha visto quindi un progressivo e costante innalzamento dell'età pensionabile come risposta alle modifiche strutturali del mercato del lavoro. In realtà, al di là dell'innalzamento dell'età del pensionamento, vi è stata una sempre più marcata correlazione tra la posizione contributiva, l'anzianità contributiva del lavoratore e la possibilità di ottenere i requisiti di accesso al pensionamento. Quello che però è da osservare è che come il ricorso e la rilevanza della contribuzione versata per l'accesso alle pensioni presuppone a monte che i lavoratori possano vantare delle carriere lavorative caratterizzate da continuità, omogeneità e pienezza contributiva. Presuppongono cioè una realtà che ha caratterizzato forse soltanto i cosiddetti baby boomers, e cioè coloro che sono nati fino agli anni 70, ma che attualmente non trova più alcuna rispondenza fattuale. E infatti nel corso degli ultimi 30 anni il mercato del lavoro e il sistema previdenziale hanno viaggiato a velocità molto diverse, svelando un distacco incolmabile. Ad un incremento della flessibilità occupazionale non è seguito infatti un adattamento degli schemi previdenziali, che sono rimasti invece invariati nel prevedere le stesse regole che erano state disegnate e calibrate sul modello del lavoratore a tempo pieno indeterminato, che poteva quindi contare anche su un percorso professionale omogeneo e senza interruzioni contributive. Quelle stesse regole che sono infatti ancora applicabili pure nei confronti dei lavoratori con carriere caratterizzate da discontinuità e precarietà occupazionale e che difficilmente consentiranno loro di maturare l'anzianità contributiva necessaria per poter accedere ai trattamenti pensionistici, sono ancora in vigore. Di fronte a questa situazione, e con la consapevolezza che non è sufficiente rinviare semplicemente il momento dell'accesso alla quiescenza per porre argine ai costi della spesa pensionistica, né per rendere ancora attivi i lavoratori oramai anziani, ma costretti a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro, il legislatore ha cercato di intervenire. Da un lato, cercando di incidere sulla posizione contributiva per ovviare al problema delle carriere discontinue e quindi agevolando processi come ricongiunzione, totalizzazione e cumulo. Dall'altro cercando di rendere meno traumatica l'uscita dal mondo del lavoro, sia agevolando le riduzioni d'orario negli ultimi periodi di attività, basti pensare ad esempio agli istituti come al part-time agevolato e al contratto di espansione, sia predisponendo dei passaggi più graduali verso il collocamento a riposo, con strumenti come il prepensionamento, l'APE, cioè l'anticipo pensionistico, e la RITA, che è la rendita integrativa temporanea anticipata. Quella che è stata poc'anzi ricordata è tuttavia una normativa formatasi spesso per giustapposizioni e che non sempre può essere ricondotta a sistema, in quanto motivata da prospettive molto spesso contingenti e emergenziali, e che tuttavia si connotano tutte per una considerazione comune dell'età anagrafica quale filo conduttore delle politiche di accompagnamento all'estinzione oramai sempre più lontana del rapporto di lavoro. Grazie per l'attenzione.